piaceva che questa diventasse una festa, no? Un giorno particolare per noi, uno di quelli da ricordare. È stato così. E adesso il limite, come si suol dire, è solo il cielo. Un cielo tinto di giallo-blu come il pala verde festoso per le imbattibili. Le Pantere dell'Imoco riscrivono i libri dei record. Mai nessuno come loro nello sport professionistico di alto livello, 74 vittorie consecutive. Dopo aver eguagliato il primato delle turche del Vakif, che durava dal 2013 e sembrava inattaccabile, le ragazze di coach Santarelli schiantano Trento e superano anche quella cifra impensabile. Striscia aperta da quasi 2 anni, era il dicembre del 2019. Una cavalcata che paradossalmente a un certo punto è diventata una pressione, il peso di non dover mai sbagliare. Finalmente ci siamo tolti forse non è la parola giusta, però in realtà è così, no? Perché se ne sta parlando con un'insistenza incredibile ovunque e noi questa cosa ovviamente la percepiamo. Credo di non aver avuto mai nessuna pressione in nessun trofeo come per questo record. Dalla 69esima in poi è stato ok, siamo a 70, non possiamo più sbagliare, 71esima non possiamo più sbagliare, è stato così fino alla fine. Un peso che ha portato l'Imoco spesso a giocare con tratte poco fluide a certe partite, insomma a complicarsi la vita, complice anche le assenze di inizio stagione. Eppure la vittoria non è mai mancata. 25-13, 25-11 e 25-20 il tabellino della vittoria della festa. E adesso il limite è soltanto il cielo. Adesso la squadra si esprimerà meglio. Quindi giocheremo mercoledì la prima partita di Champions e non vediamo l'ora e poi andremo a scandirci, consapevoli che questa squadra e questo gruppo è molto molto forte ma che abbiamo ancora tanta strada da fare.